Scoprire qualcosa di più sulle proprie emozioni e contraddizioni attraverso la lettura di grandi testi letterari. Le opere di Grazia Deledda possono anche questo e a dimostrarlo ci pensano per 3 serate consecutive nel giardino interno di Spazio Ilisso di Nuoro, la prima delle quali si è tenuta ieri, la neuropsichiatra Franca Carboni e l'attore e il regista Gianluca Medas, coordinati da Vanna Fois nel ciclo di incontri Atlante Emozionale. È stato un felice incontro con Franca Carboni che mi ha spiegato una cosa che noi facevamo come attori ma non sapevamo diciamo così, dargli un nome, cioè questi personaggi si portano appresso delle problematiche, delle criticità. A noi servivano per costruire i personaggi, ma in realtà sono personaggi che raccontano davvero delle patologie, quindi l'incontro tra la scienza e l'empatia è il frutto di questo lavoro. Attraverso la lettura di passi tratti dai romanzi di Deledda si assiste a un vero e proprio scandaglio delle emozioni e delle patologie mentali dei personaggi narrati, partendo dalle riflessioni espresse da Franca Carboni nel volume Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista. Lo spettatore, quasi senza accorgersene, a seconda del proprio vissuto, si immedesima in alcune situazioni e scopre anche che, indipendentemente dalle epoche storiche, la mente umana e le sue emozioni restano immutate. Grazia Deledda ai primi del Novecento è riuscita a descrivere non solo i posti, i luoghi, magistralmente anche i pensieri delle persone. Dai suoi pensieri io analizzo i personaggi, non la scrittrice, e cerco di raccontare al pubblico quali sono le cose che lei racconta. Penso che serva sapere di noi stessi un po' di più della nostra vita psichica, quindi l'idea è quello che possa servire o in qualche modo divertire. Dopo Elias Portolu, altre 2 grandi opere deleddiane finiranno sul lettino della psicanalista. Canne al vento oggi, domani La madre. Appuntamento allo Spazio Ilisso a partire dalle 20:30.